Bentrovati con un nuovo telegiornale meridiano di Tele4. Buon 2 giugno a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici. Si è celebrata questa mattina in Piazza dell'Unità la Festa della Repubblica. In occasione dell'alzabandiera solenne è stato issato un maxi tricolore anche sul palazzo della Giunta regionale, il palazzo del Lloyd triestino. Trieste indossa il tricolore per celebrare in un'assolata e affollata Piazza dell'Unità d'Italia la Festa della Repubblica. Un contorno di triestini e turisti da ogni angolo del mondo ha fatto da cornice all'ingresso delle autorità militari e civili per assistere a un'alzabandiera da brividi per il 79° anniversario della fondazione. Oltre ai tricolori sui lampioni delle rive, quest'anno si è voluto adornare di bianco, rosso e verde sia il sedime della piazza che il palazzo del Lloyd, che ospita la sede della presidenza della regione, con una bandiera di 20 metri di altezza per 14 di larghezza, issata dai vigili del fuoco. Una chicca in più che ha permesso centinaia di scatti e selfie made in Italy, soprattutto ai tanti stranieri in piazza, fra cui gli americani sembravano la comunità più folta, anche per la concomitanza della toccata croceristica alla stazione marittima. Dobbiamo ringraziare Alberto Maiolo, che è il comandante dei Vigili del Fuoco, che ha avuto questa idea. Credo che nessuna piazza d'Italia oggi può godere di uno spettacolo simile. Il 2 giugno un momento importante, in particolar modo in una città come Trieste, che poi è legata anche al suo ritorno all'italianità. Basta girarsi e vedere quanta gente. Sai, un'alzabandiera a Trieste è un avvenimento, è qualcosa di straordinario. La gente viene giù, proprio si vede l'amore per la città e per la patria. Ma io direi un piacere in più per i Vigili del Fuoco poter fare un qualche cosa di particolare per questa città. È stata un'idea del prefetto Signoriello, che voleva quest'anno fare qualcosa di diverso. Noi l'abbiamo garantita grazie al personale del comando, ai SAF soprattutto, che l'hanno issata e che nel pomeriggio con una manovra faranno contemporaneamente dai Pili e dal Palazzo della Regione anche l'ammaina bandiera. E ci spostiamo al Sacrario di Re di Puglia, dove tradizionalmente si tiene la celebrazione ufficiale per la giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, quest'anno alla presenza del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L'acido corrosivo del relativismo sembra dissolvere i valori tradizionali, rendendoli oggetto di indifferenza e persino di derisione. Eppure, quando suona la campana a martello della guerra, come sta accadendo ora a poche centinaia di chilometri da qui, la dura realtà ci ricorda che l'indipendenza si difende con il coraggio e con le armi. Come la giustizia, che senza la spada sarebbe umiliata e impotente, anche la libertà è fondata sulla forza militare. Ed è questo l'avvertimento che ci inviano le bocche mute di questi morti. Onorando la Repubblica in questo giorno di festa, noi onoriamo il loro sacrificio. E questo è il passaggio più significativo del discorso tenuto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio al Sacrario di Re di Puglia in occasione della celebrazione del 2 giugno. Il Ministro ha spiegato i concetti di patria, onore e dovere. La commemorazione del 79° anniversario della fondazione, organizzata dal Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia e presieduta dal generale di Corpo d'Armata Maurizio Riccò, comandante delle Forze Operative Nord, ha avuto inizio con lo schieramento del Reggimento Interforze. I reparti delle 4 forze armate e dei corpi armati dello Stato, preceduti dalla musica d'ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli e della bandiera di guerra del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre della Brigata Alpina Iulia, e seguiti dai labari delle associazioni combattentistiche d'arma e dai gonfaloni dei comuni decorati al valor militare della regione, hanno percorso la via eroica per schierarsi nell'area sacra. La deposizione di una corona d'alloro da parte del Ministro e la contestuale resa del
degli onori ai caduti sono stati i momenti culminanti della cerimonia. Il sacrario militare di Re di Puglia, realizzato dall'architetto Giovanni Geppi e dallo scultore Giannino Castiglioni, inaugurato nel 1938 ed edificato nei luoghi teatro di aspri combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale, custodisce le spoglie di 100.187 caduti italiani, a cui è andato poi il ricordo del ministro Nordio. Tutti questi e altri 1000 noti e ignoti sono oggi qui con noi, in questa Repubblica democratica, pacifica e stimata. Ecco, di questa Repubblica democratica, pacifica e stimata, noi oggi celebriamo la festa con l'orgoglio di seguire l'esempio di tutti questi nella via del patriottismo, della libertà e della giustizia. E passiamo ora alla cronaca. Un giovane cittadino di origini georgiane residente a Udine è stato ricoverato all'ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta questa mattina attorno alle 5 all'esterno della discoteca Ca Margherita in via Alzaia a Lignano. È intervenuto il soccorso che ha intubato il ferito e lo ha portato all'ospedale di Udine in codice rosso. L'episodio nella strada che collega la discoteca al parco acquatico. I carabinieri sono intervenuti sul posto quando il locale era già chiuso dopo aver ricevuto l'allarme dei gestori. Per risalire all'origine del parapiglia poi scaturito nella gravissima aggressione sarà decisivo raccogliere la testimonianza dell'aggredito, con il quale i militari dell'Arma attendono di parlare proprio all'ospedale di Udine. Naturalmente maggiori aggiornamenti nel telegiornale della sera. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico, viabilità, altre questioni di giornata con l'agente scelto della Polizia Locale Fabrizio Morello. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Allora, questa mattina è passata molto tranquilla, senza nessun intervento degno di cronaca. Volevo ricordarvi naturalmente che oggi per il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica ci sarà la parata con la bandiera solenne. Questo comporterà una chiusura del traffico sulle rive, questa volta da via Milano fino al Mercato Vecchio, dalle ore 17 alle ore 19, ma questa chiusura non sarà continua, chiuderà per circa 20 minuti, mezz'ora partendo dalle 17 per lo svolgersi della parata, poi riaprirà e chiuderà sempre attorno alle 18, questa volta solamente da Piazza Tommaseo a Mercato Vecchio per la bandiera solenne, e poi infine intorno alle 19, 18:30 sempre da via Milano per permettere il ritorno, diciamo, della parata. Quindi potremmo avere delle piccole problemi di viabilità, comunque il nostro personale sul posto andrà sicuramente tutto per il meglio. Volevo ricordarvi solamente dei lavori che sono previsti in via Colautti del giorno 3 per l'allestimento del cantiere, che si protrarrà fino a novembre. Inoltre ci saranno dei divieti di sosta e fermata in via Campi Elisi tra via Deloitte e via San Marco per l'effettuazione di lavori della rete elettrica da parte di Acegas. Per oggi questo è tutto. Grazie allora all'agente scelto Morello della Polizia Locale di Trieste. Proseguiamo con i lavori pubblici a Trieste. Piazza Perugino, qual è il progetto di riqualificazione della piazza? Ne ha parlato Bernardo Gulotta con l'assessore alle politiche del territorio, Michele Babuda. A breve interverremo anche in Piazza Perugino, che sapete bene essere un po' uno scoglio duro purtroppo per come viene mal vissuta da taluni elementi. Proprio mercoledì sono stato con gli uffici del Servizio Verde a vedere alcuni piccoli interventi che potrebbero migliorare quell'area, magari da realizzarsi adesso, congiuntamente a un piccolo intervento che ho desiderato cogliere, diciamo, al volo da parte di alcuni ragazzi per la pitturazione con dei graffiti, dei murales di quelle che sono le vasiere grandi. Sì. Anche la sinistra riconosce che quella piazza non è che sia venuta poi così bene, perché si scontrano, come si scontra nella piazzetta Giardino Leonor Fini in Viale Miramare, il fatto di aver creato un'autorimessa sottostante, certo, e l'impossibilità sopra di mettere una gran quantità di verde. Se voi andate lì vedete c'è
una soletta di 10-15 cm al massimo di terra, per cui difficilmente si riesce a fare attecchire qualcosa. E cosa diverso da quello che è stato fatto a Roiano, dove sulla base di quelle che erano le esperienze precedenti il verde è stato creato in tutt'altra maniera. E cosa si può mettere in piazza Perugino? In piazza Perugino rimetteremo ovviamente alcune alberature, che siano le andri, che siano la gestroemia all'interno delle vasiere che necessitano meno irrigazione. Verranno pitturate, come dicevo, le vasiere. Ho chiesto ad Acegas proprio l'altro ieri di poter provvedere alla pitturazione del muretto, sperando che vi sia una maggiore attenzione da parte di chi poi usufruisce di quella piazza, che per me dovrebbero essere i bambini. Ieri quando giravo vedevo i tricicli nascosti nelle aiuole assieme ad altre cose, per cui vorrei tirare via, anzi abbiamo inteso di tirare via le recinzioni, e per questo anche per cercare di curare un poco di più quella zona. Ora il punto sul mercato giocatori e allenatore della Pallacanestro Trieste. Con la massima serie che deve ancora assegnare lo scudetto e Brescia che dopo aver faticato con i biancorossi ha steso a sorpresa Trapani nelle prime 2 partite in casa degli Sharks, il lavoro di Mike Arcieri è incessante per dare forma al nuovo roster che dovrà affrontare oltre al campionato anche la BCL, questo almeno quanto comunicato degli auspici societari. Si riparte da una base quanto mai solida, fatta di 5 giocatori, già a posto la cabina di regia con Colby Ross, chiamato dal GM a una stagione di livello superiore, e il triestino Michele Luzier, in guardia la conferma del miglior giocatore dell'anno per Trieste, il leader tecnico Markel Brown. Coperta anche la posizione di 4 con Gerald Uthoff confermatissimo e Jeff Brooks in quota italiana, che in realtà ha dimostrato di poter giostrare dal 3 al 5 all'occorrenza. Tutto il resto va costruito e al netto di possibili conferme come quelle di Candussi e De Angeli, il primo come quinto lungo però e il capitano da 11° uomo, è proprio l'upgrade nelle caselle degli italiani che potrebbe rappresentare la chiave di volta per alzare il livello complessivo della squadra. Archiviata l'ipotesi di un ritorno nella città della Bora di Davide Alviti, che resta varese, si è aperta la suggestione Stefano Tonut. Il triestino non sta mettendo piede in campo a Milano. L'insoddisfazione è palese, oltre che è concreta la possibilità di uscita dal suo contratto al termine della stagione. Al netto che si dovrebbe più che dimezzare l'ingaggio per approdare in piazze come Trieste, ma in realtà anche con la sua ex squadra Venezia che pare si sia già fatta avanti, l'intenzione del giocatore è comunque quella di provare in primis a restare in una società che milita in Eurolega prima di valutare altre opzioni. Quanto agli stranieri è evidente che molto si gioca sull'americano che rimpiazzerà Denzel Valentine. Il ricordo del chitarrista resterà indelebile dentro e fuori dal campo, ma è palese l'intenzione della società di arrivare a un talento in grado di garantire più continuità senza quel numero a volte esagerato con Denzel di palloni a disposizione per entrare in ritmo. Sotto i tabelloni, ma anche nella posizione di 3, non ci sono ancora rumors di sorta, ma l'intenzione è chiara: aggiungere muscolarità e potenza, forse il tallone d'Achille del roster di quest'anno. Quanto al coach, al momento si resta su Riccardo Fois, ex assistant coach dei Sacramento Kings e nello staff di Pozzecco in nazionale, ma ancora nessuna conferma. Aggiungo peraltro che non ci sono novità di nessun tipo in casa triestina, naturalmente vi aggiorneremo a partire già da domani sulla iscrizione o meno al campionato di Serie C che tiene col fiato sospeso tutti i supporter rosso-labardati. Con Bernardo Gulotta invece andiamo a fare un viaggio nel mondo della birra al Convention Center di Portovivo. C'è tempo fino alla mezzanotte di domenica, alle 22 di lunedì 2 giugno, per venire ad assaggiare una birra artigianale a Birra in Fiera, prima edizione in programma al Centro Congressi Generali Convention Center del Portovecchio. Birrificio Birra Gaia dalla Brianza a Trieste. Innanzitutto, com'è andata la giornata di ieri, giornata inaugurale di questa fiera? Ma molto bene, direi, essendo la prima edizione mi aspettavo onestamente meno, in realtà la gente ha partecipato. Qual è nel vostro birrificio punto di forza, in cosa siete specializzati? Diciamo che siamo specializzati sulle IPA, partiamo da una session IPA da 4 gradi e mezzo, di DH, una Easy IPA fino ad arrivare a una Double IPA da 8 gradi e mezzo. Ad oggi abbiamo 12 tipologie di IPA a destino. Cosa ci fa assaggiare di particolare e di speciale il birrificio del Pompiere? Buongiorno, una Saison che è una birra stagionale belga
fatta con tutti i tipi di cereali, dall'orzo al farro, alla segale, all'avena e al frumento, ed è una birra che difficilmente si trova molto in commercio. Noi l'abbiamo provato a portarla qua a Trieste appunto per lanciarla un attimo, vedere se piace. Devo dire che abbiamo avuto un buon riscontro perché la gente l'ha apprezzata e adesso ve la faccio assaggiare. Adesso con il birrificio Anticorpo triestino andiamo a chiedere come si spina la birra perfetta. Allora, nel nostro caso sicuramente bisogna come prima cosa provare, fare un test preliminare e un assaggio. E nel nostro caso cerchiamo di mantenere una carbonazione contenuta in maniera tale che appunto la birra si possa spinare in un colpo solo, passatemi il termine. Dopodiché sicuramente questo dipende anche dallo stile della birra e dalle sue necessità specifiche. Quando si parla della schiuma, molti dicono devono esserci 2 dita, 3 dita, quale sarebbe diciamo la misura migliore, più indicata? Allora, anche in questo caso dipende dalla tipologia di birra, nel senso che alcune possono presentare anche una schiuma molto ridotta, ciò non significa che infici sulla qualità. Nel caso specifico di questa Mexican Lager deve avere una media schiumatura, in questo caso che possa essere 1-2 cm in base alla dimensione del bicchiere, e ovviamente è importante anche la persistenza in maniera tale che ne conservi una carbonazione adatta alla bevuta. Allora, mi viene da dire a tutta birra, ma occhio al guidatore designato poi per tornare a casa se non si utilizzano i mezzi pubblici. Scendiamo nel sottosuolo, novità importanti sul Proteo, l'abitante delle Grotte Carsiche. Il Proteo, che ha una diffusione territoriale legata sia al Carso triestino, Carso isontino e in Slovenia, parte della Croazia e giù un pochino per la costa adriatica, sembrerebbe che coi primi studi di genetica di questi animali, cioè controllando cosa hanno nel sangue, in poche parole, si è visto come in base a dove ci sono le popolazioni di Proteo, questo Proteo abbia una diversità genetica abbastanza diversa e si sta valutando, gli studiosi, adesso c'è per esempio uno studio con Università di Lubiana, Museo di Storia Naturale e anche altri studiosi e ricercatori come quelli della Società Adriatica, volto proprio a vedere le differenze genetiche di queste popolazioni, perché potrebbero addirittura diventare delle sottospecie. Cioè, il Proteo non una specie unica, ecco, che vive quindi da qui fino alle bocche del Cataro nel Montenegro, ma addirittura delle specie di Proteo diverse, se non specie, forse delle sottospecie. Però questo animale è così difficile da studiare che quindi queste cose, queste differenze, possono venire fuori solamente con degli esami molto molto approfonditi. Allora siamo andati giù proprio nella Grotta Luftlok per prelevare il muco dei protei, abbiamo dei permessi ministeriali per farlo, quindi insomma non è che ci si improvvisa ricercatori di queste cose, siamo andati a catturare dei protei solamente per i minuti in cui si fa un tampone cutaneo, quindi si preleva semplicemente un po' di muco sul corpo, questo muco poi va ad analizzarlo, va in una banca dati a confronto con altri protei di altre zone e si vedrà quanta differenza genetica c'è di questi animali. Beh, è una cosa veramente per noi del settore sconcertante, perché non ci si aspettavano delle sorprese così grandi su un animale che viene poi comunque studiato da 150 anni. E sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico la mostra al Museo Istriano di Via Torino dedicata a Casanova. Casanova, grande amatore, viaggiatore, avventuriero, personaggio del cinema, Casanova che diventa icona pop e marchio di distinzione ed eleganza per tanti prodotti commerciali. Tutti aspetti sapientemente raccolti nella mostra Casanova in viaggio, organizzata dall'IRCI al Museo Istriano di Via Torino, che rappresenta l'esposizione più importante organizzata in Italia per il 3° centenario della nascita di Giacomo Casanova, con molti materiali e documenti originali mai visti prima. Racconta la vita dell'avventuriero veneziano divenuto un'icona nell'arte, nel cinema, nella pubblicità, con 2 focus principali. Il primo è quello del viaggiatore per mare lungo l'Adriatico sino al Levante, il secondo quello di Casanova trasformato in mito, soprattutto a partire dal Novecento. Era veramente un personaggio, ma perché nasce il mito? Oggi noi ci chiediamo come mai
Casanova ancora oggi è un nome che dice molto, non qualcosa, molto. Probabilmente Casanova è stato più fortunato in morte che in vita, nonostante la sua vita sia stata particolarmente complessa, avventurosa, mille siano state le sfaccettature di quella che è stata la sua esperienza in 1000 settori. Basta pensare alla fuga dei piombi, no? Impossibile fuggire dai piombi di Venezia, eppure Casanova ci riesce. Cos'è? È il libertino, è l'amatore, ma è lo scrittore. In realtà Casanova è stato tante cose, ma è stato tante cose che poi in quella che è l'immagine che traspare nel tempo non emergeranno mai. Economista, in qualche modo scienziato, storico. Tant'è vero che lo mettiamo in parallelo con situazioni di eminenze istriane del Settecento, e l'esempio più eclatante è quella figura di Gian Rinaldo Carli, forse il più illustre personaggio del Settecento istriano, il grande economista che conoscerà Casanova, con cui avrà a che fare, perché poi Casanova sarà coinvolto anche in situazioni di Stato, in Stati europei, per risollevare le finanze di questi Stati. Bene, vi aggiorno ancora su un'ultima notizia di cronaca, un furto che è stato registrato in via Locchi a Trieste, intervento ieri di polizia e scientifica, polizia del commissariato di San Sabba, forzata la porta d'ingresso, ladri che sono entrati in azione hanno portato via soldi e gioielli, ancora da quantificare il bottino. Naturalmente vi daremo maggiori dettagli su questo episodio di cronaca nel telegiornale della sera alle 19:30. Restate con noi.